Era circa il mezzogiorno dell'8 settembre del 1855. Teresa Dus, una giovinetta di Porzus, tornava come al solito a casa con la sua mucca. Teresa pensava che la sua mucca non fosse abbastanza sazia e decise di prendere la gerla ed il falcetto per tagliare un po' d'erba. Mentre era sul prato, situato fuori del paese, udì una voce che le chiedeva che cosa facesse lì. Vide una signora e le rispose che stava tagliando un po' d'erba per la mucca. La signora le fece notare che quel giorno era festivo e che Dio ha proibito di lavorare nei giorni di festa, pertanto era un peccato. Poi le chiese il falcetto e l'aiutò. La esortò poi di raccomandare alla popolazione di pregare e di fare una processione partendo da Attimis e Forame verso la chiesa di Porzus. Aggiunse di raccomandare a tutti di non lavorare, di non profanare le feste in nessun modo e che si smetta di bestemmiare, perché il suo buon Gesù con il Padre Eterno è molto sdegnato per questo. Le disse che la sua preghiera ha molto valore di fronte all'immensa misericordia di Dio ed è per questo che il mondo continuava ad esistere. Se un buon cristiano pregherà e si accorderà con lei, aggiunse, la sua misericordia non avrà termine, ma aumenterà sempre di più. Teresa le domandò chi fosse e la signora le rispose che per ora non aveva tempo di spiegarglielo perché aveva ancora figli e figlie a casa, ma sarebbe tornata ancora entro breve tempo. Poi ritornò a raccomandarle di correre a casa gridando che non lavorino più la festa, altrimenti grandi malattie e il colera sarebbero ritornate se avessero continuato a comportarsi in quel modo. Ammonì che il male causerà persino la malattia delle mele, dell'uva, delle patate e di qualsiasi frutto. Ribadì inoltre di non bestemmiare perché è un gravissimo peccato che offende molto Dio. Teresa cominciò a recarsi verso casa mentre la signora si diresse dalla parte opposta. Dopo 10 metri la piccola Teresa si voltò indietro e gradualmente la vide sparire. Arrivò a casa e comunicò alla popolazione quello che aveva visto ed udito e che la signora sarebbe tornata presto, ma non sapeva dove. Molti però non credevano. Intanto il colera faceva molte vittime e la popolazione usava andare in chiesa a dire il rosario. Il 27 settembre, durante la recita del rosario serale, era presente anche la piccola Teresa. D'un tratto le appare la celeste signora che la invitava a salire verso il coro. Salì. Quando giunse, la Madonna prese la mano di Teresa, la quale vedeva tutta la chiesa illuminata come a giorno. Fecero il giro dell'altare sino alla porta della chiesa, mentre Teresa esclamava che la vedeva bene e che la stava tenendo per la mano. Nessuno però vedeva nulla. Giunti alla porta della chiesa, la Madonna la salutò dicendole addio e sparì. Ma la gente era ancora rimasta un po' incredula e voleva un segno. 3 giorni dopo, il 30 settembre, durante la recita del rosario, Teresa vide per la 3ª volta la Vergine Maria che le faceva cenno di salire sulla parte sinistra del coro. Le persone presenti la incitarono a salire e a farsi rilasciare un segno. Quando Teresa si trovò dietro all'altare, la celeste signora le impresse una croce bianca sulla mano destra. Uscita dalla chiesa, si diresse verso il borgo mentre la gente la seguiva e chiedeva dove fosse la Vergine. Ella rispondeva che era proprio lì, accanto a lei, e che poteva toccare le sue vesti. Ma la popolazione che stava pregando non la vedeva. Il padre, venuto a conoscenza dei fatti, vedendola, la chiamò. La Madonna, a pochi metri da casa sua, le raccomandò per la 3ª volta di dire a tutti che non bestemmiassero e che santificassero le feste non lavorando. Poi scomparve alla sua vista. Tutti, dopo quell'apparizione, poterono vedere la croce sulla mano e si misero a pregare e ringraziare la Madonna per quei fatti.
In seguito, dopo una breve permanenza a Cividale del Friuli, nel 1856 la piccola Teresa fu accolta nell'Istituto Derelite da poco fondato da padre Luigi Scrosoppi. Vi rimase per 4 anni. Poi uscì e tornò a Cividale nella casa del parroco Don Pietro Bernardis e continuò per 4 anni ad essere seguita dalla sua maestra. Desiderava farsi religiosa, ma era in difficoltà perché non sapeva né leggere né scrivere. Probabilmente durante un pellegrinaggio a Castelmonte le apparve di nuovo la Celeste Signora, che le disse: va pure in convento e quando dovrai recitare l'ufficio lo saprai come le altre suore. E così fu. Nel 1864 fu ammessa tra le aspiranti della Congregazione delle Suore della Provvidenza. Nel 1868 abbracciò i voti solenni assumendo il nome di Suor Osanna Maria. Fu mandata per un certo tempo a Cormons, a Orzano e ad Udine. Essendo malaticcia, era di sorveglianza alle fanciulle durante la ricreazione. Per ordine di padre Luigi, aveva sempre cura di tener ben coperta con la manica dell'abito la croce impressa sulla mano. Egli chiedeva alle suore umiltà e carità, e la stessa Suor Maria Osanna non cedette mai alla curiosità delle ragazze con cui aveva a che fare. Suor Osanna passò gli ultimi mesi della sua vita a Udine nell'infermeria delle suore. Padre Luigi veniva spesso a confortarla. Spirò il 17 agosto del 1870. Tutta la popolazione locale di Porzus conservò e tramandò fedelmente il ricordo di tale evento prodigioso. La gente osservò che per vari anni nel prato della prima apparizione c'era uno spiazzo sempre fiorito. Nel 1855, con l'aiuto e il sacrificio di tutti, sorse una piccola e graziosa cappella che divenne punto di riferimento e di preghiera per tutta la popolazione. A rubarle femmine?
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Bene, concludiamo quanti hanno fatto anche il pellegrinaggio qui e per tutti concludiamo con questa Santa Messa nel giorno del Signore. Santifichiamo insieme il giorno del Signore uno sguardo naturalmente rivolto alla Vergine Maria, così venerata qui nella chiesa di Pontus. Prepariamo ad ascoltare la parola del Signore chiedendo perdono per i nostri peccati. Dio onnipotente, voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cantiamo l'inizio e la fine del Gloria di Lourdes. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome. Accresci la nostra dedizione a te. Fa maturare ogni germe di bene, custodiscilo con vigile cura, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto forza, mi hai prevalso. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno. Ognuno si fa beffe di me. Quando parlo devo gridare, devo proclamare violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me motivo di obbrobrio,
e di scherno ogni giorno. Mi dicevo, non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Diciamo insieme, a sete di te, Signore, l'anima mia. A sede di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. A sede di te, Signore, l'anima mia. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita, e mie labbra diranno la tua lode. A sede di te, Signore, l'anima mia. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi grazierò come all'auto convinto, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. A sede di te, Signore, l'anima mia. Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, e la forza della tua destra mi sostiene. A sede di te, Signore, l'anima mia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro frutto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Il Padre del Signore, il nostro Gesù Cristo, ci conceda lo spirito di sapienza, perché possiamo conoscere qual è la speranza della nostra chiamata. Alleluia, 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 alleluia. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: lungi da me, Satana, tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli:
Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Quale vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima? Poiché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Vogliamo la parola del Signore di questa domenica, che è stata adesso letta, fermandoci un momentino a meditarla, cominciando dal Vangelo che il diacono ha appena letto, che riporta un momento della vita di Gesù e di San Pietro molto impegnativo. San Matteo, che scrive questo episodio, ci dice che Gesù era diretto verso Gerusalemme. Sarebbe stato il suo ultimo viaggio, perché come annuncia andava a Gerusalemme, dove avrebbe dovuto soffrire molto da parte di capi religiosi di Gerusalemme, degli ebrei, gli anziani, i capi dei sacerdoti, gli scribi, fino a venire ucciso. E poi annuncia il terzo giorno risorgerà. Quindi dice a Pietro e agli apostoli: stiamo facendo l'ultimo viaggio verso Gerusalemme. Loro non capivano e non sapevano, e annuncia. Appena Pietro sente questo annuncio di Gesù, si mette davanti a Gesù per fermarlo e dice: questo non ti capiti e non ti capiterà mai. Ed è deciso a fermare Gesù. Gesù allora si rivolge verso Pietro con parole molto dure e gli dice, la traduzione vecchia che abbiamo sentito diceva non ti capiti mai. La traduzione più recente, che è più precisa, che trovate anche nei foglietti che avete in mano, dice a Pietro, Gesù dice: vai dietro a me, perché mi sei di scandalo. Scandalo vuol dire un inciampo davanti, cioè un sasso, un qualcosa che ti fa rovesciare. E ha detto: tu Pietro sei come un inciampo davanti a me per farmi rovesciare, per fermarmi. Allora vai indietro, che io cammino dritto verso Gerusalemme, verso laddove donerò tutta la mia vita, e tu stai dietro. Questo vai indietro, anche questo ha un significato molto profondo, che dice il tuo posto, dice a Pietro, non è stare davanti a me e decidere tu dove devo andare e cosa devo fare della mia vita, ma devi stare dietro a me, per venirmi dietro e camminare dove io vado, anche tu. Sì, io sto per dare tutta la mia vita, è quello che Gesù poi aggiunge. Beh, anche tu, se vuoi venirmi dietro, darai tutta la tua vita per me. Quello che poi San Pietro farà fino alla crocifissione a Roma, come sappiamo. Che questo, come io vivo, sono venuto per donare la mia vita per tutti. Chi vuole essere con me sta dietro di me, mi segue sui stessi passi, sono i passi di dare tutta la propria vita. Ecco che Gesù traccia la strada del cristiano. La prima, che è stata dietro a Gesù, sempre vicina, e ha fatto tutti i passi di Gesù, è stata la Madonna. Quella che qui veneriamo in modo particolare. Lei sì è stata proprio dietro a Gesù, non è mai andata davanti a Gesù,
neanche se era sua madre. Non è mai andata a dire a Gesù: non sta andando a Gerusalemme, vai via. No, lei è stata dietro a Gesù e ha camminato dietro a Gesù proprio sulla strada della croce. Ha fatto la via crucis di Gesù, è stata sotto la croce con Gesù, dando tutto se stessa in unione al suo figlio. Poi Gesù è risorto, come aveva annunciato, e anche Maria è salita in cielo, sempre dietro a Gesù. Quindi per questo Maria è veramente la prima discepola e ci è di grande esempio a tutti noi, perché noi cristiani siamo gli esseri cristiani, seguendo la parola di Gesù e l'esempio di Maria, perché noi siamo chiamati a stare dietro a Gesù e seguire la sua strada. Però per seguire la strada di Gesù bisogna, come dice Gesù, a Pietro dice, quando Gesù cerca di fermarlo, dice: tu pensi come gli uomini, non come Dio. E abbiamo sentito nella seconda lettura quelle parole della lettera ai Romani di San Paolo, dice: voi se siete cristiani non conformatevi al modo di pensare degli uomini, che era il modo di pensare di Pietro, voleva fermare Gesù, e anche il modo di pensare degli uomini, i quali non capiscono bene ciò che è buono, ciò che è gradito, ciò che è perfetto. E voi cristiani invece camminate dietro la strada di Gesù, che è la strada che vi fa capire cos'è veramente buono nella vita, che è non fare i propri comodi, i propri interessi, pensare a salvare la propria vita, ma buono è fare della propria vita un dono, come Gesù, come Maria, e con la forza che Lui ci dà. E questo diventa anche un nostro sacrificio, unito a quello di Gesù e di Maria, ed è gradito a Dio, ed è perfetto. Se lo faremo bene, arriveremo dove ci sono i perfetti, cioè paradiso, con Gesù, con Maria, perché la vita l'abbiamo adorata. Allora, lascio questo invito da rinnovare a tutti noi, proprio a tutti noi, ognuno nella condizione di vita in cui si trova. Come Gesù ci invita, stiamo dietro a Lui. Proviamo a camminare per la sua strada. Se stiamo dietro a Gesù troviamo subito Maria, che va per la strada di Gesù, in maniera che la nostra vita sia una vita non secondo il pensiero degli uomini, ma secondo il pensiero di Dio, cioè una vita donata per amore, come Gesù e come Maria, e diventeremo perfetti, come loro, nel momento più importante della vita, quando finisce la vita fisica. E si va, speriamo tutti, dove c'è Maria assunta in cielo. Facciamo adesso la professione della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, giusto da giusto, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre,
e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, alla scuola del Vangelo, illuminati dallo Spirito Santo, chiediamo la grazia di imparare ogni giorno a pensare e ad agire secondo Dio e non secondo gli uomini. Diciamo con umile fiducia: donaci la tua sapienza, Signore. Donaci la tua sapienza, Signore. Per la Chiesa, testimoni e annunci sempre che solo in Gesù si può trovare la gioia vera di una vita salvata dall'amore. Preghiamo. Donaci la tua sapienza, Signore. Per i potenti della terra, nell'esercizio delle loro funzioni, scelgano di stare a fianco di Dio, che guarda con particolare predilezione i piccoli e gli ultimi. Donaci la tua sapienza, Signore. Per il mondo della scuola, sia sempre più luogo di formazione umana e di crescita spirituale, morale e culturale per alunni e docenti. Preghiamo. Donaci la tua sapienza, Signore. Per noi che celebriamo questa Eucaristia, incorporati in Cristo, impariamo a rompere la catena dell'odio e della vendetta con gesti di sincera carità e di perdono. Preghiamo. Donaci la tua sapienza, Signore. O Padre, donaci il tuo spirito di sapienza e di fortezza, per essere pronti anche a perdere la nostra vita a causa di Gesù tuo Figlio, sicuri di guadagnare quella eterna. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché qui raccolti dall'amore di Gesù offriamo il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, Lo Padre
presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo in questa Eucaristia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna. Con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo Signore, Santo, Santo, Dio dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della tua gloria, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli ed essi disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ti hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo
ci riunisca in un solo corpo. E ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa sulla terra e qui riunita nel giorno in cui celebra la Santissima Eucaristia. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, anche di Don Vito e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe il suo sposo, con gli Apostoli, con i nostri santi patroni San Giovanni Battista, Santa Lucia e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Allora preghiamo tutti con le parole di Gesù per essere capaci di fare sempre
cos'è?